Benvenuti all'Ippodromo del Savio per questa 17ª giornata di corse. Siamo già in pista per la prima, il premio Ricotta Fiocco di Latte Cesena. Prima corsa con 10 cavalli, il numero 1 Incanto di Grillo, Gaetano Di Nardo, il 2 il signor Wolf, Vincenzo Luongo, il numero 3 Yuma Light, Alessio Di Chiara, il numero 4 Igor Keikol, Francesco Tufano, 5 Irwin Di No, Enrico Bellei, 6 Ivano, Giuseppe De Filippis, poi India Lux col 7 Vincenzo D'Alessandro, Ipotenusa, Filippo Monti, Impeto Mark, Crescenzo Maioni, il Tango Bright, Giorgio D'Alessandro Junior. E siamo già al momento della partenza. 4 almeno cavalli su di una linea che provano a prendere la prima posizione. Sembra decisamente il più determinato quello che ha la giubba di Enrico Bellei, che si mette subito davanti a tutti ed è Irwin Di No. Irwin Di No è davanti, ha preso una partenza perfetta, viene eliminato Impeto Mark per errore e adesso andiamo avanti con la numero prima 2, retta. il signor Wolf Il signor Wolf Treb ha perso anche squalificato. lui la camminata e quindi è stato squalificato. Quindi davanti a tutti abbiamo Irwin Di No, sta arrivando alla sua destra Yuma Light, alla corda Incanto di Grillo, dietro a Incanto di Grillo sempre la corda India Lux e abbiamo passato i 400 metri in 39. Quindi adesso c'è una fase un po' di studio, viene squalificato anche il numero 6 di Ivano con Giuseppe De Filippis e arriviamo così a completare quella che è la seconda curva di questo percorso sul doppio chilometro. Sempre davanti a tutti Irwin Di No, che ha preso una partenza estremamente brillante. A destra c'è Yuma Light che prova ad accompagnare nulla più di quello. Si va sul piede dell'1,18 e 1. Segue sempre la corda Incanto di Grillo quando andiamo a iniziare la terza piegata, la piegata di sinistra che riporterà di nuovo i cavalli davanti alle tribune. Nulla muta, nulla cambia quando siamo appunto ormai al completamento della terza piegata. 31,6 gli ultimi 400 metri, abbiamo addirittura un 16,7 di ultimo parziale e con tutto sotto controllo per quello che è il leader della corsa si sono create inevitabilmente quattro pariglie che con nessuno intenzionato a fare una mossa ulteriore a quella. 1,18,9 la media chilometrica mentre si entra nella penultima curva di questa prima corsa del trofeo Tommaso Grassi Driver Award, che vede in questo momento davanti a tutti Irwin Di No con Enrico Bellei. Ovviamente si ha una leggera accelerazione, ma l'intenzione credo del leader in questo momento è quello di tenere tutti lì e poi di dare il là a quando sarà 400 metri dall'arrivo, se non addirittura più avanti. Irwin Di No è sempre davanti, incomincia a diventare un po' pressanti quelli che arrivano dalla destra e tra questi c'è soprattutto quello che sta arrivando in questo momento, mentre Incanto di Grillo con Gaetano Di Nardo non molla la sua seconda posizione alla corda, assolutamente interessante. È Ipotenusa che sta cercando di creare problemi al leader Irwin Di No, che ora riparte, ci prova Incanto di Grillo all'interno, ci prova Ipotenusa all'esterno, prova ad arrivare anche India Lux e all'interno probabilmente lo spunto più importante è quello di Incanto di Grillo che riesce a mettere forse qualcosa davanti. Ovviamente si tratterà di guardare la foto. 1,18,5 la media chilometrica per questa prima corsa che sarà risolta da un photo finish probabilmente anche abbastanza stretto tra il numero 1 di Incanto di Grillo e il numero 5 di Irwin Di No, mentre il numero 3 di Ipotenusa è andata anche di galoppo, quindi perde la terza posizione a favore del numero 7 di India Lux, che quindi prende la terza moneta. Il quarto posto è del numero 4 Igor Keikol e per il quinto al momento non abbiamo lo slow motion e quindi dovrebbe essere il numero 10 di Il Tango Bright con Giorgio D'Alessandro. Quindi i primi 10 punti vanno Irwin Di No con Enrico Bellei, poi abbiamo i 10 punti andranno probabilmente decisi dalla giuria tra Enrico Bellei e Gaetano Di Nardo, ma qua vi salutiamo e vi diamo appuntamento per la prossima corsa, la seconda del convegno.